Salve, ho appena finito di sentire il discorso, ma che dico, il comizio, lo spot elettorale, senza pagare nulla, che Berlusconi ha fatto su tutte le televisioni a rete unificate. Ecco. L'indignazione mi ha preso e sento il bisogno di dirlo alla rete, ormai l'ultima frontiera della libertà di espressione. Perché avete visto che cosa è successo in questi giorni? Ha montato questa idea che doveva fare un discorso alla nazione come se fosse uno statista invece che un pregiudicato, e ha raccontato un sacco di fregnacce facendo credere che tutto ciò che è accaduto nel nostro paese è colpa dei magistrati che l'hanno inquisito e non suo, che ha commesso i reati per cui è stato punito. Ecco, rispetto a tutto questo sento l'indignazione da cittadino e da trasmettere a voi. Ma fino a che punto nel nostro Paese dobbiamo permettere che grazie a questo conflitto di interessi vi sia il controllo totale e globalizzante dell'informazione pubblica, dell'informazione privata, dei monopoli, gestiti da lui, che fanno raccontare ai cittadini, che permettono ai cittadini di ascoltare cose che non hanno non solo alcun senso, ma che non hanno alcun fondamento di verità. Egli ha detto che è innocente, ma è stato condannato. Egli ha detto che è stato ingiustamente condannato a dover ripagare e risarcire i danni per la vicenda Mondadori. Ma noi sappiamo bene che ci sono le prove documentali, sentenze che parlano che lui ha corrotto dei giudici, lui ha frodato il fisco, lui è stato il mandante di tutto ciò che è accaduto e non dimentichiamolo. Lui si è proclamato innocente, ma fino adesso l'ha fatto franco non perché è innocente, ma soprattutto perché ha modificato la legge sulla prescrizione, perché ha eliminato il reato di falso in bilancio, perché ha eliminato il sistema per acquisire le prove all'interno del dibattimento. C'è una persona che ha usato la carica pubblica per farsi gli affari propri. Ed oggi tutti quanti qua a sentire che lui lancia di nuovo un partito che vi chiede di votarli. Ecco, io mi rivolgo a voi adesso. No. Fino a che punto volete far finta di non capire? Fino a che punto l'indifferenza e la non conoscenza può essere giustificata e non diventa essa complicità? Perché io non mi preoccupo più del Berlusconi che c'è in lui, lo avete visto. Parlava raccontando una storia diversa da quel che ha fatto e ci ha fatto vivere lui. Mi preoccupo del Berlusconi che si è insinuato all'interno di tanti di noi, non mio, perché io grazie a Dio non soffro di sindrome di Stoccolma, ma mi rivolgo a voi che in buona fede l'avete votato, a voi che in buona fede gli avete creduto. Non potete dire che non vi è chiara come sta la situazione. Sì, è il momento di scendere in campo, ha detto lui, sì, ma anche di fare delle scelte precise, non delle scelte di convenienza, non delle scelte di interessi privati. Ecco, vi invito quindi a riflettere. Così, come allora nel 94, oggi vi invito a riflettere sul perché questo signore si è messo a fare politica. Si è messo a fare politica, ricomincia a fare politica per far passare in secondo piano il suo attuale status di condannato, di pregiudicato. Tutti parlano e parleranno di questo partito nuovo che è sempre quello, con le stesse facce. E nessuno più ricorda che cosa è successo in questi anni e quali sono i fatti di cui è stato accusato. Per questa ragione lui ha detto che vorrà continuare, anch'io, Antonio Di Pietro, con la nostra Italia dei Valori continueremo a raccontarvi l'altra verità, attraverso la rete, perché noi non siamo proprietari di televisioni, denunciando questo uso ingiustificato degli strumenti pubblici per ascoltare le sue puttanate e ricordandovi che quando ci sarà, e ci sarà, ci auguriamo al più presto, una legge elettorale che vi permetterà di scegliere, voi possiate questa volta scegliere a ragion veduta
E certamente questa volta nessuno di voi, né voi né noi, possiamo dire che non ne siamo al corrente, che non lo sapevamo. Lo avete visto, fate una scelta di campo e dopodiché ci rimettiamo alla vostra volontà. Neanche noi dell'Italia dei Valori intendiamo arrenderci, neanche noi dell'Italia dei Valori intendiamo subire questa ennesima truffa elettorale di far credere che la colpa di quel che è accaduto è dei magistrati, sempre che la colpa è dei magistrati che l'hanno giudicato, che le sezioni sono nate apposta per giudicare lui. Lui è stato giudicato come tutti gli altri e non è colpa dei giudici se vi erano le prove che lui era un delinquente.